Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Dal letto a Sadancamanna. Prima mi raccomando però, lavatevi la faccia con l'acqua ghiacciata. È un segreto degli anziani. Mio nonno Eugenio faceva sempre così. Sono venuta così presto, sono le 7:15, guardate, già luce. Le giornate sono cresciute circa secondo me di un'ora e mezza. Sono venuta perché sto preparando un piatto tipico di Estercili, proprio tipico. Se siete curiosi, aio, beniga di ganto. Per preparare questa ricetta è necessario avere ingredienti di qualità che indubbiamente non sono quelli che può fornire la macelleria. Qua stiamo parlando di un animale che è stato allevato qua, spesso sono anche nati qui, intendo il maiale, che ha mangiato soltanto cereali in tutta la sua vita, l'erba e gli scarti della cucina, verdure che spesso arrivano dall'orto, oppure gli scarti dell'orto, le zucche. Ha mangiato tantissime ghiande che gli ho raccolto con tanto piacere. Era il maialino che beveva l'acqua dalla gomma, ma finché in vita io lo tratto bene. Poi però utilizziamo la sua carne per nutrirci. Mario, mio marito, dice sempre: ma cosa gliene frega la gente di tutte queste scemenze, vogliono la ricetta e basta. Quelle le trovano sulla web, ce n'è quante ne vogliono. Io racconto la mia storia. Intanto vi dico che ho già messo l'acqua a bollire per questo piatto. Ora devo individuare, eccolo qua, il cavolo. Questo è un gaula conca. Dopo mi informerò da mio babbo e gli chiederò la differenza tra caula conca e caula cupao, ma non so. E qui invece ci sono i cavolfiori, perché l'inverno regala queste squisitezze. A casa ho qualche foglia e adesso la unirò a questo cavolino. Andiamo che vi mostro. Noi mettiamo a marinare così le parti del maiale nell'aceto. Ne ha assorbito tantissimo, poi si fanno gocciolare un po' dall'aceto e si immergono nell'acqua bollente. In questo modo, possibilmente fatele gocciolare un po' dall'aceto eccessivo. Sono le due orecchie, la parte del muso e poi queste parti. Ecco, vedete, questo l'abbiamo aggiunto ieri sera, non era neanche messo tanto bene, ma non fa nulla perché cuocendosi assorbe tutto l'aceto e il condimento dell'altra. Mi spiego. Cuocendo l'aceto contenuto nel resto della carne viene rilasciato nell'acqua che poi condisce anche questo, però fondamentalmente siamo partiti con le due orecchie e il muso, ma si possono mettere le zampe, le costole e poi c'è una variante. Tutto questo, questa parte, ma anche tutte quelle parti delle costole che non vengono utilizzate per altri scopi, non si fanno di esse altro uso, vengono messe nell'aceto prima, un po' di sale e poi nel pepe e si conservano, e vi dirò anche di più. Lo vedete? L'ho tagliato a fette, sembra una mela, l'ho liberato di tutte le impurità, adesso lo immergo nella pentola insieme al resto della carne. L'acqua è già caldissima, si sta preparando a bollire, vedete che ci sono le bollicine. Io la carne la metto quando l'acqua sta già bollendo, così conserva la carne tutti i suoi sapori. Poi la questione dell'aceto è gusti, io l'ho lasciato 24 ore, ma potete metterlo soltanto per qualche ora, potete non metterlo per niente, ma il gusto non è lo stesso. Questo è proprio a Santiga. Mia nonna faceva così, lo metteva almeno dal giorno prima, anche qualche giorno. Voglio che la carne, cioè che l'acqua non scenda di bollore perché la carne è chiaramente fredda, e quindi l'ho messa in questa fornello che ha una potenza elevata in modo che raggiunga il bollore velocemente, dopodiché la farò cuocere lentissimamente. Sono adesso le 8:20, per cui all'una sarà pronto. Lo spegnerò per circa 2 ore e poi mentre lui continuerà a cuocere, e nell'ultima ora aggiungerò le patate. Lo mescolerò in modo che la carne cuocia tutta uniformemente.
Accompagniamo il tutto con del vinello della nostra cantina. Vabbè, senti un po'. Qual è la differenza tra caula conca e caulo cupau? Caula conca e sta conca. Caulo cupao e sti a boccia a folla. E non ce li ha le foglioline su caula conca? Sì, porta un pisso. Piccolette? No, anche grande fanno. E allora io... Questa qualità, questa è una qualità di balordo. Che non molti per adesso, conca ma non sai, ce n'è una qualità Quindi, fra conca sei. quindi su caula cupau non ha foglie? A foglie! Cioè non ha testa? No, non testano di due. Poi c'è... Mio babbo sta per affondare le sue fauci in questo piatto succulento. Questo sì che è un piatto sterzilese. Lo preparavano i miei nonni e anche i miei bisnonni. E adesso sentiamo dopo l'assaggio. Orighe porco con cauli, e patata. Adesso gli chiedo la differenza. Beh, com'è il pranzo? Buono! Anche nonna lo preparava? Sì! E senza apparecchi, Dio mio, a razzeschiuro. Vi salutiamo tutti. Ciao! A Sbirisano su! E buon appetito!